Sì, sono 239 luoghi storici ed è giusto riconoscere il valore di questi luoghi in Veneto, che poi i luoghi storici sono evidentemente rappresentati da grandi commercianti che in questi anni hanno saputo anche affrontare sfide davvero importanti. Insomma, ricordiamo che le criticità non sono sicuramente finite, c'è un rincaro dei costi energetici pazzesco, ci sono tensioni internazionali che non aiutano evidentemente i mercati, però questi commercianti continuano con grande passione a fare il loro lavoro ed è giusto riconoscere questo valore. Insomma, sono luoghi storici presenti da oltre 40 anni, riconoscere questo valore e dire loro grazie. Grazie per tutto quello che hanno fatto in questi anni, per quello che faranno, raccontare queste esperienze meravigliose e sperare che si avvicinino giovani per prendere il testimone da questi grandi imprenditori. Ecco, luoghi storici che spesso fanno sinonimo anche di qualità. Assolutamente, tenete conto che oltre ad essere dei luoghi dove si fa commercio di qualità, sono anche presidi di sicurezza. Insomma, nei nostri centri abitati un'attività commerciale è un'attività che rivitalizza un ambito urbano, dà sicurezza, sono anche elementi di socialità davvero importanti, insomma sono vitali per le nostre città e noi vogliamo con questo incontro di oggi sottolineare questo e ringraziarli. Per me va bene. Ok.